Signore e signori, buonasera e bentrovati per questa occasione. Sono Roberto Ghizzo, sono il direttore responsabile di Radio Veneto 1, un'emittente di Treviso, che ha una mission, cioè quella di portare la grande musica e la cultura tra la gente e la gente alla cultura. Nella fattispecie, questa sera, con la nostra orchestra da camera, siamo per l'occasione del Santo Patrono a proporvi questo concerto che ha anche uno scopo. Quando sarà finito, ci sono delle cassette che abbiamo messo ai 4 punti di uscita. È la prima volta che lo facciamo, ma lo facciamo volentieri perché penso sia doveroso, un atto di solidarietà nei confronti dei nostri amici bellunesi che sono stati duramente colpiti e ai quali ritengo sia giusto mandare quello che si può. A fine concerto ci troveremo con il presidente della Proloco, con Don Carlo, faremo la conta e tutto verrà consegnato a Luciano Stivali, il presidente della Proloco, uno dei nostri, diciamo, una persona corretta, di chiara fama, non c'è neanche da citarlo questo, e penserà lui a nome della Proloco a portare quello che serve a chi serve. Non mandiamo soldi a nessuno, li diamo direttamente a chi serve, dove serve, per cui vi invito ad essere generosi, perché no? Quando si tratta di dare una mano non bisogna andare per il sottile. Vorrei invitare, prima di partire, Don Carlo, per il padrone di casa che ci ha dato questo onore, per 2 parole. Sta arrivando, direi di accompagnarlo con un applauso perché ha davvero avuto un grande coraggio, ma vedrete che il repertorio che abbiamo proposto per questa occasione, questa è anche la mia chiesa, dicevo prima a Don Carlo, credo di essere stato il chierichetto più veloce ad essere dimesso, perché abito proprio qua dietro e ho battuto i record dei record. Non sono mai riuscito ad arrivare a messa prima che finisse la messa, per cui ho battuto tutti i record. La parola a Don Carlo. Buonasera, parola solo per augurarvi una buona serata. È bello per noi festeggiare il patrono con un'esperienza artistica bella, perché l'arte ci eleva al di sopra dei problemi, al di sopra delle problematiche di ogni giorno, per aprirsi alla bellezza. E la bellezza per noi è sempre la porta aperta verso Dio. Buona serata a tutti quanti voi e grazie a chi l'ha organizzata. Grazie a lei. Un doveroso ringraziamento anche a tutti coloro che ci hanno dato una mano. Al sindaco di Farra di Soligo, che ci ha dato anche la possibilità di avere un sostegno, o alla Locanda da Condo, che ci ha permesso di tenerci su tra prove e concerto, alla Proloco ovviamente di Col San Martino, che si è prestata a tutta la promozione. Diciamo, non servono parole, è un'entità, è un qualcosa che ho visto nascere e ho visto crescere, e penso che nell'attuale gestione stia facendo davvero delle cose mirabolanti, sta onorando l'immagine del paese in modo incredibile. Un ringraziamento anche a Mattia Perencin, che è presente, l'assessore alla cultura, che ci ha sostenuto in questi anni e ci ha portato
con l'aiuto anche del sindaco, a questi, diciamo, livelli di presenza. Voi sapete che facciamo anche i concerti di San Vigilio nell'estate. Ebbene, abbiamo deciso di partire ospitando la corale della parrocchia. La corale della parrocchia inizierà con Signore Gesù, accompagnata dal grande maestro violoncellista Giuseppe Barrutti. La corale è diretta da Andrea Corazzin e Cristina Daltoè. Li prego, li invito ad accomodarsi. Vi prego di scusare questa piccola intrusione, ne ho combinato una delle mie, un piccolo grave lapsus. Maestro Giuseppe Barrutti e maestro Luca Stevanato al contrabbasso. Mi scuso. Comandame
quale miglior modo di far compenetrare la grande musica con la gente? Due grandi maestri che accompagnano la corale di una parrocchia. Un gesto bellissimo e ringrazio Don Carlo che ha accettato l'idea e ringrazio anche i maestri Luca Stevanato e Giuseppe Barutti che hanno accettato, diciamo, questa sfida. Iniziamo il concerto con un brano di Antonio Vivaldi, Il Favorito. Il Favorito non può che manifestare la predilezione di Antonio Vivaldi per questo concerto, presente nella raccolta Cetra, dicono, che Vivaldi offrì all'imperatore Carlo VI. Un disegno raffinatissimo, lussureggiante nella parte solistica, improntata al virtuosismo lirico e cantabile proprio dello stile vivaldiano. Ha accettato una così grande e importante sfida al violino solista una giovanissima e talentuosa interprete, Giada Fiorin, accompagnata dall'orchestra I Solisti di Radio Veneto 1, che invito ad entrare. Invito la solista Giada Fiorin a prendere posto e invito anche il maestro direttore Giorgio Sini. Buon ascolto.
Un brano di una difficoltà unica, eseguito magistralmente ed accompagnato magistralmente da grandi solisti. Abbiamo ascoltato un brano stupendo, il favorito di Vivaldi. Adesso ne ascolteremo un altro difficilissimo. Scrivono che il titolo Grosso Mogul nel manoscritto Chevallin, non nella partitura autografa, sia stato preso dal più celebre diamante dell'epoca appartenente al tesoro del Gran Mogol, titolo imperiale riservato ai sovrani dell'omonimo impero dell'India orientale. Un brano eccezionale, di eccezionale virtuosismo, per un altro giovane eccezionale solista. Invito a prendere posto Emanuele Bastanzetti, sempre accompagnato dall'Orchestra dei Solisti di Radio Veneto 1. Il Grosso Mogul, concerto in Re maggiore RV 208 di Antonio Vivaldi, nel tempo allegro, grave recitativo allegro. Dirige il maestro Giorgio Segni. Buon ascolto.
Tocca adesso un altro difficilissimo brano. La traslazione delle reliquie del santo è il ricordo dell'evento prodigioso avvenuto nel 1263, quando San Bonaventura, nella ricognizione dei resti mortali di Sant'Antonio, a 32 anni dalla morte, ne ritrovò la lingua incorrotta. Nel 1981 si è aggiunto un altro fatto incredibile, interpretato dai devoti come un segno di Dio a conferma del miracolo della lingua e delle parole potenti che Sant'Antonio con essa pronunciava. In una ricognizione dei resti mortali del santo, gli studiosi dell'Università di Padova hanno rinvenuto tra le ceneri anche il fragile apparato vocale di Sant'Antonio, laringe, faringe, corde vocali. Pure questo perfettamente e inspiegabilmente conservato dopo 800 anni. Va certamente detto che per raccogliere i resti dell'apparato vocale di Sant'Antonio è stata scelta un'opera dello scultore Carlo Bagliana, è qui presente tra di noi e credo meriti un applauso per come rappresenta la nostra terra nel mondo. Di Antonio Vivaldi il concerto in Re maggiore RV 212, le solennità della Santissima Lingua di Sant'Antonio nei tempi allegro, grave, allegro. Violino solista Francesco Zanchetta, accompagnato dai solisti di Radio Veneto 1. Dirige il maestro Giorgio Sini.
Prima del prossimo brano vorrei dire una cosa. Abbiamo nel soffitto dei legni che sono presenti da 40 anni. I nostri vecchi ci hanno regalato degli affreschi del professor Guido Cadorin. Il professor Guido Cadorin, solo per dire, ha affrescato a Roma, in via Veneto, il grande Palazzo degli Ambasciatori, adesso è un hotel, 5 stelle, super. Se entrate, vedete gli affreschi di questo grande maestro. Abbiamo dei capolavori. Possibile che non riusciamo con i sensi della cultura a togliere queste griglie e a goderceli? I nostri vecchi hanno fatto questo perché erano orgogliosi della loro chiesa. Mi ricordo da piccolo giocavo e il campanile era praticamente solo le fondamenta. Quando l'hanno costruito, quando l'hanno finito, con grande orgoglio, tutti mi hanno detto: es il secondo solo il campanile in capitale di San Marco. Questo per dire quanto noi dobbiamo tenere e avere l'orgoglio di mostrare non pezzi di legno, ma i nostri capolavori. Dobbiamo servire, io penso, anche a questo. Bene, presento il prossimo brano, il concerto in Re maggiore RV 549 per 4 violini solisti e orchestra, nei tempi allegro, largo spiccato, allegro. 4 violini, 4 giovanissimi, Giada Fiorin, che abbiamo sentito per prima, Emanuele Bastanzetti, Francesco Zanchetta, mi inchiodo la lingua, e una giovanissima solista, Elisabetta Levorato, anch'essa figlia e nipote d'arte, con l'orchestra dei solisti di Radio Veneto 1. Dirige il maestro Giorgio Sini. Buon ascolto.
Bravi i ragazzi, ma brava anche tutta l'orchestra, io penso meriti un applauso. E vale la pena di ricordare che in orchestra c'è anche uno di Col San Martin, Giovanni Battista Scarpa. Se Giambattista Tiepolo è stato nell'arte figurativa uno dei pittori più illustri della Repubblica di Venezia e del mondo intero,
Allo stesso modo, compositori come Antonio Lucio Vivaldi e Giovanni Benedetto Platti, solo per citarne un paio, sono i protagonisti della nostra serata, che hanno esportato in tutto il mondo, nel mondo del loro tempo, l'arte della musica veneta. Il padovano Giovanni Benedetto Platti subisce il torto di essere poco, ovvero per nulla conosciuto. Eppure questo grande musicista si pone in modo fondamentale tra la geniale evoluzione musicale dettata da Antonio Vivaldi e un altro grandissimo talento innovatore e autore di musica incomparabile, Wolfgang Amadeus Mozart. Un termine di paragone che, data la poca notorietà di Platti, ai più risulta esagerato, ma ha tutta la sua ragione di essere, e non solo per il fascino e la bellezza delle sue composizioni, ma ancor più perché fu geniale, fu tra i primissimi a concepire quello sviluppo strutturale di linea musicale che si presenta e si sviluppa appunto sull'alternanza di temi distinti, il bitematismo, un elemento compositivo che sarà poi ulteriormente perfezionato dal periodo classico di Haydn e Mozart. Platti è stato il ponte tra geni, tra Antonio Vivaldi e la nuova era musicale dettata da un'altra grande, incomparabile stella, appunto Mozart, il giovane emergente allievo di Toni Salieri di Legnago, che ebbe come paroliere Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. In quanto ad innovazione, non solo questo, un altro aspetto sconosciuto, non ultimo, è che Giovanni Benedetto Platti dette anche grandi considerazioni alle novità in quanto a strumenti, suonando il cosiddetto cembalo a martelletti, il primo esempio di pianoforte creato dal genio costruttore di un altro padovano, Bartolomeo Cristofori. Pochi sanno che appunto il pianoforte è invenzione nostra, invenzione tutta veneta. Ringrazio il maestro Giuseppe Barutti che per questa serata ci ha proposto la conoscenza di un brano di rara bellezza di un grande Giovanni Benedetto Platti, il concerto in do minore per violoncello e orchestra nei tempi adagio e staccato, allegro, largo, presto. Dirige il maestro Giorgio Sì.
E questo è il brano che forse mi emoziona di più presentare. È il concerto in Do maggiore 582 per le solennità della Santissima Assunzione di Maria Vergine. Questa chiesa è dedicata a Maria Assunta. Sono orgogliosissimo di presentare questo concerto, l'inno della nostra chiesa. E permettetemi di mandare un saluto lassù ai miei genitori, a mio cugino Tony, a mio papà Tony, a mia mamma Sara e a degli amici che ho perso quest'anno. Uno si chiamava Raimondo, uno si chiamava Fioravante, uno si chiamava Gilberto. Spero salutino un altro mio amico, si chiamava Erminio, e spero che la Santissima se li porti vicino a tutti. L'apoteose finale la lasciamo appunto al concerto per violino e orchestra in Do maggiore RV 581, detto per le solennità della Santissima Assunzione di Maria Vergine, nei tempi allegro, largo e staccato, largo allegro. Violino solista Francesco Zanchetta, assieme ai solisti di Radio Veneto 1, diretti sempre dal maestro Giorgio Sili. Buon ascolto.
Diciamo che è dopo un bis e ritengo sia doveroso dare questo bis alla corale della parrocchia. Invito i componenti qualche altro minuto, l'ora è tarda, ma qualche altro minuto per dare soddisfazione a questi ragazzi che hanno cantato benissimo. Ci sta. Grazie, prego ragazzi. Saranno accompagnati come prima dal maestro Giuseppe Barutti e dal maestro Luca Stevanato.
Bene, grazie della serata. Mi raccomando, uscendo, che col San Martin faccia una bella figura nei confronti degli amici bellunesi. Grazie alla Proloco che si è prestata, grazie anche alla Fioreria Giotto, volutamente li ringrazio per ultimi perché mi sono goduto questa bella preparazione che hanno fatto, al sindaco di Farra di Soligo e a Vino Piave che ci ha aiutato. Grazie, grazie, grazie a voi tutti.